Bene, bentornati, bentrovati per questo terzo giorno dalla Digital Showroom di Samu Expo. Siamo a Pordenone in fiera, siamo nel villaggio di Confartigianato Veneto per questo progetto sviluppato con EBAV, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confartigianato Imprese Padova. E proseguiamo nel nostro percorso che ha visto ieri tanti imprenditori artigiani provare la Digital Showroom, provarla e verificare le potenzialità come strumento di comunicazione ma anche di allargamento del business. Sono stati organizzati un po' di appuntamenti di matching, di incontro tra aziende presenti qui in Digital Showroom che si sono presentate ad altre aziende collegate da remoto. Siamo oggi qui in questo studio con altri due appuntamenti per approfondire diverse opportunità legate al digitale come strumento, come leva di crescita e sviluppo, e siamo adesso con Daniele Dall'Olio di Smart Engineering. Benvenuto Daniele. Grazie, grazie a voi. Siamo qui per raccontare un'esperienza sviluppata da Smart Engineering insieme a Philos, si chiama Mac Industry Academy. Un'academy per la formazione on the job di profili professionali che gravitano intorno al mondo dell'ingegneria, ma Daniele ce lo racconterà meglio tra un po'. Prima però vorrei capire un po' da dove nasce, qual è il contesto dentro il quale è nata l'idea, l'intuizione di un'academy per formare profili di questo tipo. Quindi cos'è Smart Engineering? Di cosa vi occupate? Allora, Smart Engineering è un'azienda di ingegneria industriale che lavora da diversi anni in vari ambiti, che va dall'aerospaziale al packaging, alle macchine automatiche, macchine utensili. È un SPA di diverse dimensioni, siamo circa 160-170 dipendenti. È un'azienda che è diffusa nel territorio italiano, abbiamo la sede legale a Rovereto, una sede importante a Ozzano, vicino a Bologna, un'ulteriore sede a Mestre, un'altra a Modena, una importante ultima nata ad Ancona e soprattutto ne stiamo aprendo una a Milano, Cernusco sul Naviglio. Quindi abbiamo una realtà come questa, quindi una realtà che fa consulenza, decide di buttarsi nel mondo delle academy e anche della selezione di profili. Allora, diciamo che tutto è nato, non dico per caso, però sicuramente dall'esigenza di quando diversi anni fa, eravamo intorno al 2015-2016, la necessità di reperire ingegneri era importante, quindi una crescita sempre importante e strutturata. Poi ahimè, come sempre succede, le grandi aziende vedono le aziende piccole magari come un luogo dove trovare dei candidati potenzialmente interessanti e quindi dopo che uno subisce, diciamo, un po' questo percorso di allontanamento, di migrazione di questi candidati, a un certo punto ho pensato che forse se riuscivo ad andare a parlare con queste aziende e riuscire a trovare un modo per far sì che la loro necessità di crescita, la mia necessità di formazione e la capacità di portare a casa degli ingegneri, mettere insieme queste cose probabilmente si riusciva ad accontentare un po' tutti. Quindi la necessità aguzza l'ingegno. Esatto. E vi siete trovati ad essere un bacino di risorse umane per Importante. altri, per i vostri clienti, avete detto forse questo bacino conviene allargarlo, Esatto. Costruirlo più grande insieme alle nostre aziende clienti ed evitare di perdere costantemente risorse. Diciamo, anziché perdere umane. tutti, vincere tutti, e questo Certo. diciamo è un modello che è piaciuto. Abbiamo subito cominciato a strutturarci in modo opportuno e piano piano siamo diventati specialisti ad assumere e trovare ingegneri, siamo diventati specialisti ad essere presenti e selezionare, creare relazioni importanti nelle università, dove noi siamo anche in ambito di commissione d'esame, riusciamo a partecipare insieme alle università, a capire quali sono i modelli, diciamo, che servono al mercato. In questo modo siamo veramente efficienti. Poi ovviamente il nostro mestiere è quello di formare gli ingegneri, è la nostra vita. Ecco, ma vediamo un po' meglio, citavi adesso un po' di elementi, il rapporto con l'università eccetera, andiamo un po' analiticamente a valutarli, a raccontarli uno per uno. Intanto come funziona il modello dell'Academy, come è strutturato? Allora, intanto si chiama MIA, Mac Industry Academy,
ed è un percorso che nasce dall'esigenza dei clienti di reperire, trovare talenti neolaureati in vari ambiti, ovviamente nell'ambito industriale, quindi parliamo di ingegneri meccatronici, ingegneri diciamo digital, software, IoT, ingegneri technology, ingegneri dei materiali e ingegneri elettrici, cioè quelli che progettano quadri elettrici, schemi elettrici. Ecco, queste 5 macro competenze ci permettono di poter dare un grosso contributo ai clienti formandoli, selezionandoli. Quindi il cliente descrive fa una descrizione proprio dettagliata del profilo, noi attraverso le nostre relazioni e attraverso il nostro mestiere riusciamo a intercettare i talenti giusti, presentarli alle aziende. Una volta che diciamo che l'amore sboccia fra il candidato e il cliente, da qui comincia il vero percorso dell'Academy, cioè viene fatto un percorso dedicato, molto sartoriale, molto specifico, attraverso un training on the job all'interno delle nostre aziende. Le nostre aziende sono da tanti anni specializzate nell'attività conto terzi, quindi fare servizio per le aziende, e qui trovano un ambiente giusto, soprattutto un percorso. Molto interessante questo modello, anche perché il concetto stesso di Academy si è evoluto nel corso degli anni, benché nuovo, soprattutto quello di Academy aziendale, è cominciato a essere di dominio pubblico forse negli ultimi 7-8 anni, però sta già cambiando, e da modello scatolone con percorsi buoni per tutti o per gruppi di dipendenti diventa sempre di più un lavoro, come dicevi tu, sartoriale. Ma prima di sviluppare questa riflessione e raccontare un po' meglio questo aspetto, volevo capire chi è il vostro interlocutore medio aziendale, di che aziende parliamo? Sì. Beh, allora qui, essendo appunto un percorso molto mirato e specifico, andiamo dalle aziende diciamo che hanno 40-50 dipendenti fino alle big. Noi abbiamo delle big, delle multinazionali che si affidano a noi per trovare i talenti giusti e soprattutto, ripeto, il talento giusto con la formazione giusta nell'ambiente giusto, perché questo diciamo connubio è quello che effettivamente è il valore aggiunto di questo percorso. Quindi aziende più o meno di tutte le dimensioni, e rispetto ai comparti? Ma evidentemente, allora, ultimamente stiamo lavorando molto ovviamente nel settore dell'innovazione, della tecnologia. Ci sono tante aziende molto interessanti che cominciano anche a pensare che forse esternalizzare in ambienti appropriati un'attività interessante di ricerca e sviluppo insieme al nostro team di lavoro in Smart Engineering e assieme al loro team comincia a dare dei risultati positivi, anche perché insomma, essendo anche diffusi riusciamo a essere anche vicino al cliente. Ecco, torniamo su questo tema della sartorialità, che immagino parta da un'analisi precisa e attenta delle esigenze del vostro cliente. Sì. Come la fate questa analisi? Qui c'è un grossissimo lavoro da uno staff numeroso, perché comunque all'interno abbiamo 7-8 persone che quotidianamente non fanno altro che cercare i profili, matchare le richieste dei clienti con i talenti che riusciamo a individuare. Costantemente hanno relazioni molto presenti con l'università, e poi, cosa non da sottovalutare, estremamente importante, la selezione e il colloquio tecnico viene fatto da progettisti o da ingegneri che quotidianamente lavorano sul pezzo, quindi non c'è un percorso diciamo lasciato al caso. Quindi il profilo del candidato ideale viene in qualche modo costruito in collaborazione tra voi e l'azienda dove andrà a lavorare? A quattro mani, sì, Okay. Sicuramente, e poi ripeto, c'è una grandissima selezione. Noi per portare a casa l'anno scorso 150 ingegneri assunti nei nostri percorsi Academy, almeno 4 volte tanti ne sono stati trovati che sono già preparati da tutta una selezione importante fatta a monte. E la cosa anche lì da non sottovalutare è che il candidato fin dall'inizio è a conoscenza di tutto il percorso, dove andrà, cosa farà. Il percorso presso le nostre aziende dura mediamente dagli 8 ai 10 mesi, e queste figure neolaureate entrano nelle nostre Academy, ovviamente freschi e nuovi, ed escono
con delle competenze e preparazioni che possono paragonarsi tranquillamente a una persona che ha fatto 2 anni di esperienza in qualunque altra azienda. Ecco, tra qualche minuto andiamo ad approfondire perché mi interessa capire come fate a selezionarli, quindi come vi costruite i bacini di selezione. Questo ci arriviamo tra un pochino. È interessante e vorrei, come dire, sottolinearlo e magari che ce lo raccontassi un po' in maniera un po' più approfondita. Anche questo aspetto, noi anche qui, se guardiamo al sistema, come è articolato oggi il mondo della formazione, anche di profili qualificati, penso agli ITS, che magari sono un po' meno qualificati come percorso universitario, però molto specializzati come profilo e anche molto appetibili sul mercato. Però il percorso dell'ITS è c'è un candidato che decide di fare un certo tipo di percorso di formazione tecnica superiore, fa 1, 2, 3 anni, mi pare duri 2 anni un ITS, fa 2 anni di formazione, fa anche delle esperienze in azienda, ma poi esce e ha un profilo, non ha un lavoro. Poi è vero che gli ITS hanno credo il 95% di impiego entro i 6 mesi, per cui il lavoro lo trova. Qua però il modello è diverso, perché io prima ti assumo e poi ti formo. Esatto, prima ti assumo, prima ti cerco perché il cliente, l'azienda ha un'esigenza. Ed è l'azienda finale che assume, giusto? Assolutamente. È l'azienda finale che assume a tempo indeterminato e quindi con già un percorso molto chiaro, quindi RAL e diciamo configurazione, livello di ingresso e livello di uscita, quindi c'è già anche una prospettiva molto interessante per i candidati che comunque hanno una visione di quello che andranno a fare. Quindi l'esigenza del cliente, la risposta nostra per quanto riguarda il candidato e ripeto una formazione estremamente attenta. Uno dei problemi che forse oggi hanno le aziende, magari quelle più grandi, quelle più piccole in maniera diversa, è che spesso il candidato entra nell'azienda e si perde, viene smarrito o non si ha tempo, non si ha l'organizzazione. Da noi non tocca terra, come si dice, da noi viene addirittura prima di essere selezionato, prima di essere assunto, una volta che è stato selezionato, viene presso le nostre sedi a nostro carico, ospite nostro, vitto, alloggio, e per una settimana lo mettiamo sotto uno scanner e gli facciamo diciamo tutto quello che serve per metterlo in condizioni lui di capire dove migliorarsi e far capire al cliente dove lavoreremo e poi inizierà un percorso ecco, perché nel primo anno, se ho capito, viene assunto dall'azienda ma di fatto segue un percorso di formazione on the job che è monitorato costantemente da voi. Sì, tra l'altro la cosa interessante a mio avviso è che il cliente quando ci commissiona il candidato ci commissiona anche il lavoro da far fare al candidato, quindi la persona lavorerà per una commessa ben specifica, per una tematica ben specifica, per il cliente che è il suo datore di lavoro, sarà il luogo dove andrà a lavorare dopo un anno. Intorno il nostro team operativo lo sostiene, fa da tutor, lo porta, lo accompagna per raggiungere il lavoro nei tempi e nei modi giusti, come è quello che facciamo quotidianamente. È interessante questo perché lavorare per il proprio datore di lavoro come se fosse un cliente si sposa perfettamente con i nuovi modelli di imprenditività, no? Esatto. Incoraggiamento anche nella creazione di progetti interni a un'azienda come se fossero una start-up. Esatto. Questo è molto esatto. Interessante. Ma e come si tiene insieme questa sartorialità, questa costruzione modellata sul singolo con però immagino anche l'esigenza di standardizzare i moduli di formazione, i processi formativi? Beh, sicuramente c'è una parte molto standard perché comunque tutta la parte di selezione, di analisi, di approfondimento è standardizzata, come anche il percorso di accoglienza e il percorso, diciamo, la linea guida formativa. Poi noi siamo un'azienda che fa della variabilità e della personalizzazione il nostro mestiere, quindi noi lavoriamo per tante aziende, per tanti clienti, in tanti settori, quindi sicuramente il clima è contaminante, il clima è innovativo, le competenze sono estremamente ampie e poi c'è dal mio punto di vista è interessante capire che c'è anche spesso e volentieri un grande trasferimento tecnologico e quindi chi entra lì riesce a percepire competenze e tecnologie che ci sono anche in altri ambiti che probabilmente in azienda avrà difficoltà a fare. Ecco. Mi vengono in mente tante riflessioni che rimando a più tardi, ma intanto ce le appuntiamo mentalmente. Una è
che fine fanno questi profili dopo? Perché parliamo di aziende dove c'è una grande competitività e anche una grande ricerca di profili, e quindi profili molto formati poi scelgono di rimanere dentro quell'azienda. Ma lo teniamo un attimo nel congelatore questa domanda, e vorrei capire come funziona invece la fase di ricerca dei talenti, di acquisizione dei talenti, e quindi quali sono i bacini di riferimento vostro e come le approcciate. Allora, gli atenei dove noi ci rivolgiamo sono circa una ventina in Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Ovviamente noi investiamo molto tempo in career day, in incontri, diciamo, in sessioni di lavoro molto vicine alle istituzioni e all'università. Questo proprio per creare una forte relazione fra noi e l'università. Poi alcuni dati, faccio un esempio soltanto per quanto riguarda l'ambito dell'ingegneria meccanica e meccatronica, quindi dedicata alla progettazione, considerando tutto diciamo, il numero degli ingegneri in Italia, noi dalle nostre academy passano circa il 3,5% degli ingegneri italiani. Impressionante. Per dire che è una cosa molto interessante. Ma come si fa intelligence nelle scuole di ingegneria d'Italia, di tutta Italia? Beh, intanto bisogna essere capaci di creare le relazioni giuste e avere la presenza giusta negli atenei giusti, che non è così banale. Non tutti gli atenei dove si fa ingegneria sono specializzati in ingegneria elettronica piuttosto che. Quindi ci sono vari livelli di capacità e di competenza. E poi devo dire che abbiamo un team number one. Sì. Allora, ma senza voler svelare segreti industriali, Sì. cioè come fate? Intanto sono almeno 8 anni. Andate a lezione, non lo so, andate a sentirli, andate... Anche, Okay. spesso e volentieri creiamo degli eventi presso l'università dove ci facciamo portatori di alcuni aspetti, ci facciamo portatori di alcune relazioni, e poi devo dire anche che i ragazzi quando vengono da noi sono un ottimo passaparola, perché il passaparola dei ragazzi che trovano un ambiente stimolante, un'accoglienza giusta, un ambiente premuroso e attento, poi va da sé che diventa un'ottima pubblicità nell'Ateneo, ma soprattutto nell'ambito dei professori. Quindi i professori, diciamo che le note di stima sono abbastanza quotidiane. E a che stadio del loro percorso formativo li selezionate? Ma di solito poco prima della laurea, oppure durante la laurea, o a volte anche magari subito dopo. Ecco, diciamo che noi facciamo circa un'academy ogni ogni mese, e normalmente dura una settimana il percorso di affinamento e quant'altro, e normalmente parliamo di 8-10 persone ogni academy, quindi parliamo di un centinaio mediamente all'anno dedicate alle nostre aziende. Poi ci sono quelli per i clienti che sono più o meno altrettanti. Bei numeri, bei numeri. E torniamo alla riflessione precedente. Quindi, una volta che il percorso è completato, il neoingegnere assunto in azienda prosegue la sua vita professionale. Viene inserito all'interno nostro. Ci sono poi diciamo, alla fine di questo percorso annuale circa, esatto. Che cosa succede? Voi continuate a tenere traccia, continua un percorso di formazione? La cosa bella è che si instaura una relazione importante fra noi e il candidato è la nostra azienda, e ovviamente il nostro team e il cliente, l'azienda cliente. E nella peggiore delle ipotesi diventiamo loro fornitori di tecnologia, perché comunque hanno modo di apprezzare dall'interno qual è il nostro modo di lavorare. Considerate che poi noi siamo un'azienda che fondamentalmente attraverso Smart Engineering facciamo ingegneria per le aziende, quindi noi facciamo innovazione tecnica e tecnologica, e quindi al nostro interno questi ragazzi hanno modo di poter conoscere anche come si lavora in un ambito certificato ISO 9001, come si lavora in un ambito certificato ISO 27001, quindi tutta la riservatezza dei dati, la gestione dei dati sensibili. A volte certe esperienze che si fanno da noi magari non le ritrovano nell'azienda, ma è sicuramente un valore aggiunto. Certo.
non so se in qualche modo monitorate il percorso di carriera successivo delle persone che accompagnate. Sì. La mia domanda, poi rimangono, cioè questa componente di formazione che viene data all'inizio, il fatto in qualche modo di scommettere su un talento, è anche un elemento di employer branding e di retaining di quel profilo, cioè queste persone tendono a rimanere nell'azienda che ha scommesso su di loro? Di solito sì. Allora, intanto una cosa importante, noi nei nostri contratti quando forniamo questo tipo di servizio garantiamo anche che se il candidato in quel periodo dovesse avere dei problemi personali o dei ripensamenti, cosa che a oggi non è ancora successa, noi glielo sostituiamo in garanzia, perché ovviamente il concetto è il percorso è avviato e noi come azienda ci stiamo in petto. Devo dire che i ragazzi quando entrano nell'azienda intanto in brevissimo tempo spiccano, riescono a entrare dalla porta principale e devo dire che sono quasi tutti diciamo, diventati dei punti di riferimento del loro ambito, ecco, sicuramente. Volendo dare un consiglio a chi, non tanto a chi si affaccia sul mondo del lavoro, ma a chi sta dentro un percorso universitario ancora, che cosa ti sentiresti di consigliare? In che modo ci si fa notare da una realtà come la vostra? Ma allora, intanto sicuramente noi sotto certi livelli, diciamo, di risultati accademici facciamo fatica a... Quindi la media conta? La media, il voto molto alto conta, diciamo, la votazione alta conta molto il giudizio del professore, perché comunque noi abbiamo una relazione importante, perché è importante che il professore sappia e capisca da noi quale sarà il suo futuro all'interno dell'azienda dove andrà e quindi lui lo conosce sicuramente meglio di noi tutti gli altri. Però devo dire che gli ingegneri, i talenti degli ultimi anni sono veramente fantastici, devo dire che i ragazzi della nuova generazione sono tanta roba. Quindi la forza delle scuole italiane di ingegneria è ancora notevole. Beh, questo ci consola. Notevole. E invece lato aziende, qual è il consiglio che ti senti di dare a un'azienda in cerca di talenti, al di là di quello che mi immagino più facile, cioè rivolgersi a voi? Allora, intanto credere nei giovani, perché i giovani sono veramente una sorpresa, una risorsa. Faccio un esempio, noi siamo comunque un'azienda di ingegneria, la nostra azienda è composta al 92% da laureati, siamo circa 160-170, l'età media è di 33 anni, però noi facciamo ricerca e sviluppo per le grandi big a livello mondiale, quindi l'innovazione sicuramente si riesce a fare quando la mente riesce a correre più veloce di quello che può sembrare. Poi è chiaro che nelle aziende ci devono essere tanti profili, però ripeto, i giovani d'oggi quando escono dall'università hanno veramente una marcia in più. C'è un altro aspetto interessante che ci raccontavi prima e che vorrei sviluppare un po' di più, ed è questa articolazione sul territorio della vostra esperienza, che immagino da un lato possa essere il frutto dell'articolazione anche delle aziende dei vostri clienti, ma probabilmente non nasce soltanto da questo. Se si pensa al profilo dell'ingegnere, chi è forse un po' più disattento pensa alle grandi scuole politecniche, Milano, Torino, forse Bari. Perché invece la vostra scelta è stata quella, parlavi prima di 20 università, quindi di una disseminazione anche così onerosa da mantenere sul territorio? Beh, allora, ripeto, intanto tutto questo è nato per noi, quindi tutto questo è stato un investimento che abbiamo voluto fare per accrescere le nostre competenze, perché i nostri clienti sono clienti molto importanti e che hanno esigenze molto importanti, quindi ci siamo trovati questo sforzo, diciamo, un po' tra le mani e quindi siamo riusciti a mettere a disposizione dei clienti che vengono da noi. Per quanto riguarda le nostre sedi operative siamo sempre in espansione, quest'anno abbiamo aperto a gennaio quella di Ancona e apriremo probabilmente a giugno-luglio quella di Milano, Cernusco sul Naviglio. Essere diffusi è importante perché si riesce a avvicinare ai clienti, si riesce a essere più attrattivi anche per i ragazzi, perché comunque ci sono delle bellissime scuole, delle bellissime università, oltre a quelle che tu hai detto, che... la Politecnica delle Marche, ad esempio, è un luogo fenomenale. Padova è una bellissima università, è un bellissimo, diciamo, ateneo. All'Aquila abbiamo trovato dei talenti veramente straordinari, quindi Palermo devo dire,
il 15% dei nostri dipendenti è di Palermo e devo dire che è stata una conferma sicuramente sulla preparazione e soprattutto su queste persone, perché bisogna sempre pensare che questi ragazzi, diversamente da altri, quando si laureano prendono, vanno, si trasferiscono e sono veramente persone che hanno uno spessore. Daniele, parliamo di competitor. Quanti siete in Italia a fare questo lavoro in questo modo? Ma allora diciamo che aziende in Italia che cercano ingegneri, che offrono ingegneri tanti, aziende in Italia... Parliamo però di aziende di no, selezione chiaro. personale più Infatti, tradizionali, no? Infatti dicevo, aziende che cercano ingegneri, aziende che fanno formazione più o meno accademica, ovviamente. Quello che noi riusciamo, secondo me, a dare di più, e credo che siamo forse unici in questo ambito, è che riusciamo a trovare gli ingegneri giusti, a fare una formazione giusta, metodologica e on the job, ma soprattutto perché abbiamo nel nostro contesto le aziende giuste dove fare la formazione, perché questa è una cosa importante. Cioè, per formare un ottimo ingegnere meccanico bisogna farlo vivere e farlo lavorare in un'azienda dove è strutturata e organizzata per fare questo mestiere. Noi apparteniamo a un gruppo diciamo più ampio, un gruppo che noi abbiamo denominato Smart Industry, che in pratica ci promuove in Italia e nel mondo dal punto di vista commerciale, e questo brand, questa azienda racchiude circa 600 persone, 5-6 aziende con un fatturato di circa 100 milioni, dove tutte queste aziende fanno attività conto terzi, ognuna specifica per una competenza. Quindi un ingegnere che deve imparare a fare del software o a essere performante nell'ambito IoT, digital, non può non passare attraverso una delle nostre aziende dove fa questo mestiere per le migliori aziende italiane. No, interessante, e mi dai il destro per parlare di scalabilità. L'Italia spesso, nel mondo delle start-up che frequento da qualche anno ormai, è terra di grandi intuizioni imprenditoriali che poi però non scalano, non diventano mai il famoso unicorno. Questa storia che ci racconti, la storia di Mia, è una storia di una grande intuizione, forse un po' l'uovo di Colombo, nel senso che sembrano tutte cose molto sensate, però nessuno le aveva fatte prima. Ma è scalabile? Può andare nel mondo? Questo modello è esportabile? Magari lo state già facendo. Infatti, come dicevo prima, attraverso Smart Industry, che è la nostra azienda di promozione, stiamo andando all'estero, ma non soltanto perché è la nostra voglia e volontà, ma soprattutto perché ce lo stanno chiedendo. Stanno chiedendoci di esportare questo modello, soprattutto in alcuni ambiti istituzionali dove hanno creduto insieme a noi questo progetto, perché non dimentichiamoci che comunque le varie associazioni di categoria industriali vengono da noi a chiedere come facciamo per poter essere più presenti con le risorse e quant'altro. Quindi il driver per l'estero però comunque sono aziende italiane o che comunque hanno attività anche all'estero. Questo, ma soprattutto devo dire, come dicevi tu prima, che gli ingegneri italiani all'estero sono molto, molto ricercati, quindi avere un modello che può fare questo tipo di mestiere è sicuramente positivo, anche perché noi come aziende del gruppo Smart Industry stiamo andando all'estero per creare le nostre filiali nuove dove fare il nostro business, quindi dove siamo noi c'è la Mia. Interessante, parliamo invece di scalabilità da un altro, secondo un'accezione diversa. Nel senso che questa ricetta funziona, mi verrebbe da dire, così, provocazione, perché parliamo di ingegneri, quindi di profili tutto sommato, certo molto diversi, ventagli molto ampi di competenze e di specializzazioni, ma tutto sommato definiti e riconoscibili, direi anche in un'ottica cross nazionale. Secondo te questo modello è scalabile anche su altri centri di competenza, su altri mondi? Penso al marketing e alla comunicazione, per esempio. Diciamo che non voglio spoilerare quello che sarà il futuro, però sicuramente c'è un progetto importante dove riuscire a radunare con lo stesso modello, dove la formazione dovrà essere estremamente performante, e concentrarci su profili che non sono prettamente ingegneristici. Questo sicuramente è il lavoro dei prossimi anni. Quindi ti ho un po' bruciato le novità per il futuro. Beh, bene, mi fa piacere. Come si fa a rappresentare il valore che generate e che create in aziende
prospect, presso potenziali clienti. Come raccontate tutto questo? Allora, diciamo, essendo un modello abbastanza nuovo e abbastanza particolare, quando faccio questa presentazione agli interlocutori, che di solito sono o manager HR o sono manager tecnici che hanno delle esigenze, o addirittura amministratori delegati, diciamo che primo quarto d'ora mi serve per schivare le etichette. Ah, voi siete come? Ah, allora voi siete come? Ecco, diciamo che dopo il quarto d'ora dove schivo i luoghi comuni riesco a trasmettere qual è il percorso vero, riescono a comprenderlo, e allora lì diventa facile, ecco, lì diventa facile perché comunque si capisce effettivamente qual è il valore. Cioè, fondamentalmente le aziende percepiscono che riescono a esternalizzare un lavoro e portarsi a casa, oltre che il lavoro, la persona che l'ha fatta. Questo è veramente la cosa che loro capiscono alla fine. E quindi per aziende che esternalizzano competenze, attività o diciamo problematiche, avere la possibilità di poter portare a casa, oltre il problema risolto, anche chi l'ha risolto, non è poco, ecco. Certamente, e c'è un grande tema di fiducia, però è un rapporto di fiducia che va costruito, perché l'imprenditore medio o l'amministratore delegato, l'uomo d'impresa, è anche uno che le chiavi dell'azienda tende a tenerle in tasca, e in effetti voi entrate su un ganglio vitale. Sì, questo è un tema molto interessante perché noi diciamo che della trasparenza e della chiarezza abbiamo fatto un po' il nostro punto di forza, non soltanto per l'Academy ma anche e soprattutto per le nostre attività. Non a caso abbiamo deciso qualche tempo fa di certificarci ISO 27001, che è una certificazione dove garantiamo la gestione dei dati sensibili, la trasparenza, la riservatezza. Questo sicuramente, d'altra parte, per chi lavora a conto terzi la serietà è tutto, ecco, non avendo un prodotto specifico ma mettendo a disposizione la propria competenza e serietà. Secondo te questa esperienza che cosa insegna all'imprenditore in generale? Questa esperienza molto specifica, avete intercettato un bisogno, avete costruito una risposta anche molto articolata, ci avete creduto indubbiamente, soprattutto all'inizio immagino non fosse così facile, quindi qual è l'insegnamento che potremmo trarne per un imprenditore? Secondo me l'insegnamento che potrei riassumere è che se un imprenditore ha un'idea valida e sa cosa deve fare, può sicuramente raggiungerla, perché le competenze ci sono, le capacità ci sono e il tessuto industriale italiano è forte. Bisogna soltanto riuscire a comunicarlo e a trasmetterlo. Sì. Daniele, siamo in chiusura di questo breve incontro con Mia, con Smart Engineering. Se qualcuno volesse approfondire, avete un sito, avete dei profili social, vogliamo ricordarli? Il nostro sito è sengineering.it, sicuramente noi abbiamo, diciamo, all'interno tutte le informazioni e siamo ben contenti eventualmente di rispondere a delle domande ulteriori, ecco. Ottimo, allora ringraziamo Daniele Dall'Olio, grazie Daniele di Smart Engineering, che ci ha raccontato l'esperienza di Mac Industry Academy, Mia. E noi ci rivediamo tra poco alle 11:30 con un altro appuntamento con le nostre pillole di approfondimento qui dalla Digital Showroom di Samu Expo. A tra poco.